Un saluto a tutti, buon pomeriggio da Mirko Cavallin, bentrovati alla 13ª edizione della Fiera Quattro Passi Generazioni in Viaggio. Un saluto anche a chi ci segue su Radio Veneto 1 fino alle 17 in diretta oggi, domani e poi replicheremo sabato 19 e domenica 20. 13ª edizione di questo evento ancora una volta negli ambienti del Parco Sant'Artemio, sede della provincia di Treviso. Noi siamo nel foyer al riparo da qualsiasi agente meteorologico possa avvenire, speriamo di no, nei prossimi giorni, in questa primavera. Saluto il primo ospite, ne avremo moltissimi in questi 4 pomeriggi insieme, in streaming anche sul sito della fiera quattropassi.org. Benvenuto a Mirko Della Libera, che è il presidente della cooperativa Pace e Sviluppo. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, ricordiamo per i pochi che non sappiano che cos'è Pace e Sviluppo. Pace e Sviluppo è una delle più importanti cooperative che promuove il commercio equo solidale in Italia, socia del consorzio CTM Altromercato e una delle principali realtà del Trevigiano. Pace e Sviluppo ha 10 botteghe nel territorio trevigiano, a partire dal nord, da Vittorio Veneto, estendendo fino al veneziano, San Donà, e nel padovano a Campo San Piero. Quindi copriamo un vasto territorio con botteghe che promuovono il commercio equo in Italia. Ecco, bottega non è un termine riduttivo ovviamente, perché poi sono anche negozi molto accoglienti, molto ricchi, anche molto diversi tra di loro, perché poi ognuno ha la sua specificità, io ne ho presenti alcuni. Esatto, sì, è chiaro che ogni punto vendita ha una sua peculiarità, dovuto al fatto che in realtà all'interno di Pace e Sviluppo ci sono molte anime, no? Ogni gruppo di volontari e di persone nel territorio promuove il commercio equo e quindi decide di aprire una bottega nel proprio territorio. Quindi ogni bottega ha le sue caratteristiche legate alle caratteristiche del gruppo che la promuove, però non abbiamo appunto solo dei punti vendita come dire, semplici, ma recentemente abbiamo aperto anche uno store a Treviso che in realtà si tratta del più grande punto vendita in Italia in termini di dimensione che sta avendo un discreto successo. Ricordiamo anche quanti soci siete, perché appunto è una cooperativa, giusto? Sì, noi superiamo i 1000 soci, ma oltre ai soci abbiamo anche uno zoccolo duro di volontari e Pace e Sviluppo si avvale di oltre 300 volontari che supportano le iniziative di promozione nel territorio, oltre che all'apertura delle botteghe. Ecco, allora, salutiamo anche tutti i volontari che sono all'opera oggi, domani, nel prossimo weekend, e da molti mesi sono all'opera per allestire tutto quanto i visitatori vedranno. Puntiamo ad essere almeno 60.000 come l'anno scorso? Ma sì, la nostra ambizione è di crescere ogni anno, no? Il tempo ci sta dando una mano perché oggi è una bella giornata. È una bella giornata e io ho l'impressione che già da questa mattina la gente sta rispondendo. Ho visto molta più gente degli anni scorsi, di solito il sabato mattina è il momento in cui si ingrana, no? E invece ho visto una buona affluenza, quindi penso che avremo successo anche quest'anno. Allora, ti lascio al resto della giornata che è molto lunga e ne arriveranno altre 3. Grazie, sì, buona giornata a voi. Mirko Della Libera, presidente della cooperativa Pace e Sviluppo. Facciamo già entrare gli altri ospiti che si sistemeranno in piedi vicino a me. Allora, io per par condicio, io stesso mi alzo in piedi. Allora, Alessandro Franceschini, che è un po' l'anima, no? Lo prendo in mano, lo dico alla regia, così evitiamo passaggi. Scusate questo, eccolo qua. Ce la facciamo? Sì, in qualche modo ce la faremo. Ecco qua. Allora, Alessandro, benvenuto. Ciao a tutti. E poi gli altri ospiti che sono nell'ordine: Simone Sfriso dello studio TAM Associati, benvenuto. Grazie. E poi con l'altro microfono, eccolo qui, è l'ingegner Nicola Pedrazzoli di Rubne Holz Pau. Grazie a voi. Benvenuto anche a lei. Allora Alessandro, partiamo dall'immagine che è alle nostre spalle. Se Simone e Nicola riescono a spostarsi, così anche la regia riesce ad inquadrarla meglio. Qui eravamo in Piazza dei Signori qualche settimana fa. Sì.
Abbiamo fatto per annunciare proprio il tema Generazioni in Viaggio, che è il tema della fiera di quest'anno. Abbiamo voluto appunto fare una grande manifestazione in centro a Treviso, coinvolgendo 1000 ragazzi. Qui vedete una scena del flash mob che hanno fatto durante appunto la mattinata. Li abbiamo divisi in due gruppi. Un gruppo ha fatto dei laboratori, 20 laboratori fatti proprio dagli espositori di Quattro Passi, e l'altro gruppo invece è andato a vedere uno spettacolo teatrale proprio sul tema del viaggio. E poi a metà della mattina, quando i turni si sono invertiti, si sono trovati tutti in Piazza dei Signori e tutti e 1000 hanno fatto una grande, diciamo, rappresentazione, una grande bandiera della pace disegnata appunto con le loro mani in Piazza dei Signori a Treviso. Perché il tema Generazioni in Viaggio è proprio il tema portante di quest'anno, che vedrà appunto in queste 4 puntate di Radio Quattro Passi avremo modo di parlarne molto e di vedere anche tutti gli appuntamenti che da qui a domenica prossima si alterneranno per sviluppare questo tema. Entrando quest'anno, ed è questa la novità per cui oggi siamo qui a presentare all'apertura di Radio Quattro Passi questo progetto, entrando quest'anno in fiera c'è una sorpresa. Nel senso che chi entra viene ospitato in un bellissimo, innovativo padiglione zero, l'abbiamo chiamato, rifacendoci un po' il padiglione zero dell'Expo di Milano del 2015, in maniera ridotta rispetto a quel padiglione, però è sempre diciamo, rispetto anche alla Fiera Quattro Passi, è una grande innovazione ed è uno spazio molto bello in cui facciamo vedere proprio il tema della Fiera Quattro Passi. Tutti i visitatori entrando passano per questo padiglione zero e vedono appunto un video in cui si illustra il tema dell'edizione di quest'anno. Il padiglione zero è importante quindi come luogo diciamo per i visitatori in cui entrano in contatto con la fiera, ma è anche molto importante come oggetto, perché è veramente un manufatto veramente molto bello, molto innovativo, che è perfettamente coerente con i valori della fiera rispetto alla sostenibilità ambientale e sociale. E questo padiglione zero è frutto di una collaborazione che è nata un po' per collaborazioni, diciamo, soprattutto da parte dello Studio TAM Associati di Venezia, con cui noi come Pace Sviluppo Elettromercato e Ruben Rozubau erano in relazione, e appunto da questa rete di relazione è nato questo padiglione zero che vale la pena di venire a vedere anche se non si viene in fiera. Eh sì, e in ogni caso poi chi viene in fiera deve per forza passarci. Allora proviamo a descriverlo. Da qui noi siamo esattamente dalla parte opposta rispetto all'ingresso, quindi chi vorrà venire alla Fiera Quattro Passi passerà per questo padiglione zero. Allora partiamo dal progettista, da Simone Sfriso con i suoi colleghi, Studio TAM Associati. A quali criteri vi siete ispirati? Quando si costruisce la porta d'ingresso ad una fiera, normalmente si pensa a una struttura effimera, leggera. In questo caso l'input di realizzare una piccola struttura di accoglienza in cui le persone potessero sostare, essere formate intorno ai contenuti della fiera, era il tema portante su cui abbiamo ragionato. Quindi abbiamo voluto pensare a un piccolo manufatto, un piccolo edificio che fosse evocativo, che raccontasse tante storie, e quindi la forma, diciamo, della capanna rimanda, se vogliamo, all'idea di una tenda, all'idea di una casa, ma è anche una galleria, questo sviluppo in lunghezza. Poi una presenza importante che abbiamo trovato nel corso dell'allestimento, l'idea di collocare una barca all'ingresso del padiglione, ci ha fatto ricordare che noi siamo degli architetti veneziani, e quindi per me quel padiglione ricorda anche molto l'idea, la forma delle cavane veneziane, i ricoveri delle barche, i luoghi dove le barche, le persone sulle barche trovano un luogo di sosta, di accoglienza e di protezione. Quindi anche un luogo dove le barche, le persone che viaggiano su queste barche trovano un punto di sosta nel corso del loro viaggio. Quindi Generazioni in Viaggio, che è il tema, mi sembra anche, credo abbia una coerenza con quella che è stata l'idea del progetto. E poi un progetto aperto che racconta anche tante altre storie, quelle che ognuno vede all'interno di un edificio, di un piccolo manufatto che è disponibile a inventare anche altre storie, altre immagini. Sulla costruzione, sui contenuti, ecco, magari lascio la parola a Nicola Pedrazzoli, che ha messo proprio la capacità di Rubner.
E appunto c'è anche il materiale, non abbiamo detto, ingegnere, di che cosa è fatto questo padiglione zero, che è fondamentale, insomma. Sì, allora innanzitutto padiglione realizzato completamente in legno, chiaramente un legno lamellare di abete, entrando nel tecnico, ma la cosa che mi premeva sottolineare, che dicevamo anche durante l'inaugurazione, è che il legno che noi utilizziamo in generale per tutte le costruzioni che realizziamo è un legno che proviene da foreste controllate, quindi ci sono degli organismi che certificano che i processi di taglio e di piantumazione delle nuove piante sono regolati secondo le normative europee. Quindi questo criterio è importante sottolinearlo, secondo me, proprio perché si inserisce in un contesto di fiera che favorisce il pensare in una dimensione ecosostenibile. Quindi per noi come azienda leader nel settore del legno riteniamo che sia importante, ecco, far pensare alle persone che fruiscono poi anche delle strutture in legno che il legno non arriva da disboscamenti indiscriminati, ma arriva assolutamente da zone assolutamente controllate. Ecco, è un sistema, mi permetta, che sì, mi pare venga dal nord Europa, dalla Scandinavia, no? Sì. come concetto, ma che poi anche qui in Veneto, mi pare nel Vicentino, anche nel Trentino, insomma, ci siano diverse foreste adibite proprio a questo, cioè al fatto che i materiali, gli alberi vengano coltivati, fatti crescere, poi utilizzati per tutto quello che possono dare, quindi il legno, e poi sostituiti ciclicamente. Assolutamente sì, in particolare noi Rubner come gruppo, diciamo, ha la caratteristica di gestire tutta la filiera del processo, quindi dall'albero, dalla piantagione di alberi fino al manufatto finito. Quindi questo ci dà anche la possibilità di avere un controllo maggiore in tutte le fasi. La cosa forse che mi preme anche dire, che magari non tutti sanno, è che nell'ottica sempre della sostenibilità, e quindi pensiamo ai processi produttivi e alle emissioni di CO2 nell'ambiente, sicuramente noi dobbiamo tenere conto che l'albero, soprattutto nei primi anni del proprio ciclo di vita, immagazzina e si satura di anidride carbonica. Quindi il fatto poi di tagliarlo ad un certo momento e di destinarlo all'industria del legno e di dare spazio a un nuovo albero giovane che può fare quella funzione di assorbimento, quindi l'utilizzo del legno, questo ciclo, permette sostanzialmente di avere anche un bilancio favorevole nell'ottica delle emissioni di CO2. A che età vengono? 10-15 anni, è molto giovane l'albero, perché noi comunque utilizziamo essenze di abete e di larice, quindi essenze che si trovano tendenzialmente sull'arco alpino o comunque nelle foreste del centro Europa, nord Europa, insomma. Dal punto di vista, senza essere troppo tecnico, sì, ma provo pur non essendo ingegnere, ma che caratteristiche hanno questi legni per poter essere utilizzati in edilizia? Hanno sicuramente la caratteristica che possono dare modo a una prefabbricazione molto spinta, cioè quindi lavorare molto in produzione e arrivare poi in un cantiere ed essere molto più rapidi nella realizzazione delle opere. Un altro tema importante è la leggerezza del materiale. Leggerezza del materiale non vuol dire che il materiale non ha delle proprietà strutturali importanti in termini di resistenza, di elasticità. Soprattutto parlo di aree sismiche, il legno ha un comportamento veramente incredibile, anche quando parliamo di alti edifici. Soprattutto la sua leggerezza consente poi di avere meno impatto sul suolo, perché chiaramente meno peso, minore è l'ingombro delle fondazioni e minore quindi gli scavi che io devo realizzare, quindi questi sono un po' i vantaggi. Ovviamente poi, questo mi permettete di dirlo, anche ha un senso estetico, ha un calore che può trasmettere, oltre a delle proprietà anche, come dire, di termiche, insomma, quindi di favorire degli ambienti che poi danno la possibilità anche di impiegare meno energia sia per essere riscaldati che per essere raffrescati. Quindi ha più valenze, direi strutturali, termotecniche e estetiche, se mi permettete di dire, anche perché insomma vederlo all'ingresso secondo me dà anche un bel... Certo, oltre al padiglione zero è un settore che sta crescendo, questo in edilizia, che è stato il settore più in crisi in questi ultimi 11 anni. Sì, ovviamente il settore ha investito tutti, però direi che il settore del legno si sta sviluppando anche in ambiti dove prima era abbastanza tabù.
Noi realizziamo anche impianti industriali completamente in legno, quindi non solo diciamo, edifici residenziali dove questo potrebbe essere già più automatico pensarlo, ma anche in edifici scolastici, ad esempio le chiese, come stiamo realizzando proprio in collaborazione con TAM Associati, e quindi diciamo, si presta ad essere utilizzato in più ambiti, diciamo, di destinazione, anche quello dell'ambito industriale, in grandi capannoni industriali che vengono realizzati completamente in legno. Torno a Simone perché ricordo qualche anno fa di aver intervistato, non so se lei o qualche suo collega, per alcuni progetti che avevate sviluppato in Africa. Sì. Ecco, può citarci qualcosa o di qualcosa che avete in mente, in cantiere? È un settore della nostra attività che prosegue. Noi abbiamo cominciato nel 2004-2005 grazie a una collaborazione che è diventata stabile con Emergency. Abbiamo cominciato con un centro cardiochirurgico a Khartoum in Sudan. Da lì poi un progetto regionale di sanità, una rete di cliniche in Sudan e nei paesi confinanti con il Sudan. Attualmente stiamo lavorando in Uganda con un nuovo ospedale in collaborazione con lo studio Renzo Piano, oltre a progetti che abbiamo realizzato invece nell'area medio orientale, nell'area di guerra, quindi nel Kurdistan iracheno, nel Panjshir e a Kabul. E quindi questa vocazione a lavorare nel sud del mondo si è articolata poi con altre collaborazioni, con altre associazioni locali. Un piccolo progetto che abbiamo realizzato recentemente, di cui siamo molto orgogliosi, un progetto che abbiamo realizzato con un'associazione di senegalesi che ha sede a Mestre, e la loro idea era di realizzare qualcosa nel loro paese di origine, da qui poi un processo partecipativo che ha portato alla progettazione e realizzazione di una casa comunitaria che è Ourbakar, un villaggio nell'entroterra del Senegal, a cui si legano progetti di formazione per le maestranze locali, progetti con le donne del villaggio legati all'orticoltura, il tema dell'acqua che è così sensibile in quei luoghi, e quindi insomma è una strada che ci sta accompagnando e che continuerà a accompagnarci anche nel futuro. E a questo poi abbiamo affiancato invece il lavoro che ci accompagna quotidianamente invece nel nostro mondo. Mi fa piacere essere qui a raccontarlo perché abbiamo una storia consolidata con Pace e Sviluppo, con la fiera. Il 2011 è stato il momento in cui con Alessandro si pensava sarebbe bello realizzare un ecoquartiere che portasse in sé i valori che la fiera promuove, e da lì poi con un lavoro articolato si è arrivati alla realizzazione di un co-housing a Villorba, e quindi insomma, sono progetti che sono legati tra di loro, quindi essere di nuovo qui oggi ci dà grande soddisfazione. Insomma c'è molto da fare. Torno all'ingegnere Pedrazzoli facendo un passo avanti, cioè una volta finita la fiera, che fine farà quella struttura? I suoi pezzi? Ci stiamo lavorando, ci stiamo pensando, sicuramente uno dei pregi, insomma, di una costruzione prefabbricata in legno è la sua possibilità di essere riutilizzata e comunque destinata anche in altro luogo. Poi in questo caso particolare non è stata nemmeno fissata per ovvie ragioni, insomma, di non rovinare il suolo, quindi il suo destino può essere multiplo e diciamo si può prestare a varie destinazioni. Ecco, in generale, sempre per tornare al tema dell'ecosostenibilità, una struttura in legno che possa arrivare anche al fine del suo ciclo di vita ha anche la possibilità di essere smaltita in una maniera che va entro certi criteri, insomma, di sostenibilità. Ecco, quindi lo smaltimento finale eventualmente di una struttura che per sua storia non possa essere più utilizzata avviene secondo dei criteri ben definiti, insomma. Certo.
Sì, tra l'altro la cosa che chi verrà a vedere il Padiglione Zero per noi è stata piuttosto stupefacente, perché ci eravamo messi d'accordo rispetto al montaggio della struttura, abbiamo detto non ce la faranno mai in 3 giorni a montare, invece ci hanno messo 2 giorni e mezzo, ne siamo rimasti a bocca aperta, perché veramente la struttura, essendo prefabbricata, anche ha un tempo di montaggio con delle squadre chiaramente molto preparate che veramente permette di allestire questa struttura che è veramente molto molto stabile, molto solida, in pochissimo tempo, ed è uno dei vantaggi che rispetto all'edilizia, diciamo, non in legno, veramente notevole, anche per chi non se ne occupa, diciamo, direttamente. No, infatti abbiamo pensato insieme a una struttura che fosse una struttura temporanea e quindi avesse quelle caratteristiche di versatilità e di reversibilità che una struttura come questa deve avere, però al contempo è una struttura dimensionata per essere potenzialmente anche una struttura definitiva. È una struttura massiva, una struttura antisismica, e quindi mostra anche le capacità, le potenzialità del legno e della prefabbricazione in termini molto ampi, cioè che si presta per la sua elasticità a molte funzioni, a molte possibilità. Questa oggi e anche possibilità future, quindi è vero che lo smaltimento e il riciclaggio è una struttura 100% riciclabile, ma ci piace pensare che sia anch'essa una struttura in viaggio e che ci accompagnerà in nuovi approdi futuri. Insomma, e che poi possa vivere anche diversi anni come struttura in sé. Vado a chiudere questa prima parte mostrando alla regia la mappa che troverete in distribuzione. Non è che qua dentro ci si perda, perché insomma è un parco abbastanza semplice da girare, però è importante sapere, Alessandro, che su questa mappa si può trovare praticamente tutti, e trovo appunto una delle novità di quest'anno è che chi la legge troverà diciamo dei settori, no? Nei quali potersi orientare e fare il suo percorso. Certo, una delle caratteristiche della fiera è sempre stata che i visitatori alla fine ci dicevano: ma scusate, ma di cosa si occupa questa fiera? Dopo averla vista, per cui ci siamo così orientati nel dividere anche sia in fase di proposta, di invito agli espositori, sia in fase di redazione del sito, di tutta la parte di comunicazione, la divisione chiara di quali sono i settori, gli ambiti, perché quando si parla di economia, di sostenibilità sociale e ambientale, poi andiamo a declinarli negli ambiti che sono appunto la casa, nella doppia eccezione edilizia e arredamento, poi la parte di comportamenti, per cui tutti, diciamo, i comportamenti quotidiani, dallo smaltimento dei rifiuti al riutilizzo, al riuso, la parte cosmetica, la parte di appunto abbigliamento che per noi è molto importante, e naturalmente tutto ciò che riguarda il cibo, sia in chiave di agricoltura biologica, quindi produzione, che in chiave di trasformazione e distribuzione, quindi tutta la parte anche di filiera, di equità, naturalmente per la parte di ecosolidale, e poi tutta diciamo, un settore dedicato alle idee, per cui qua siamo ospitati nel foyer dove c'è il bookshop e anche una presenza di case editrici che appunto danno il valore delle idee rispetto a uno sviluppo possibile sui temi dell'economia solidale e sostenibile. E oltre a questo c'è anche tutta la parte di cucina diretta, cioè diciamo non cucina spiegata ma cucina praticata, nel senso che ci sono tutte le proposte di track food e di ristorazione all'interno della fiera, per cui chiunque appunto può districarsi quest'anno nella mappa in modo un po' più semplice. E passare qui anche un'intera giornata facendo pranzo e cena. Allora, Alessandro Franceschini per Quattro Passi, Simone Sfriso per lo studio Tamme Associati, l'ingegnere Nicola Pedrezzoli per Hubner Holzbau, grazie per il vostro intervento, buona fiera. Grazie a voi. Brevissima pausa e poi cambio ospite, perché ne abbiamo molti. State con noi, Quattro Passi in diretta in streaming su Veneto 1.
Fiera Quattro Passi in diretta dal Parco Sant'Artemio, Treviso. Buona giornata, ancora ben trovati da Mirko Cavallin, in diretta streaming su quattropassi.org, in diretta radiofonica su Radio Veneto 1, che ringraziamo e salutiamo tutti gli ascoltatori. Questo primo pomeriggio in diretta, domani ancora dalle 15 alle 17, poi anche il secondo weekend sabato 19 e domenica 20 maggio. In questa fiera del commercio equo e solidale, Generazioni in Viaggio, abbiamo sentito dai nostri primi ospiti, ci sono moltissime dimensioni da sviluppare, moltissime storie e persone da incontrare. Allora andiamo dall'altra parte del mondo, o meglio, lui è venuto qui dall'Argentina. Federico, benvenuto. Benvenuto. Sì, grazie. Allora, tu sei dell'associazione Patapunfete, che è quella frase che si dice da bambini, no? Quando si cade per terra o cade qualcosa. Sì. Anche da noi in Argentina si utilizza la stessa parola con la stessa funzione, ossia quando inciampi, Patapunfete. Vedi, abbiamo unito l'Argentina e l'Italia un'altra volta. Ed è un'associazione che si occupa di circo e spettacoli di strada. Noi siamo artisti e la nostra associazione, qua ci sono degli spettacoli oggi e domani. Io sono un clown di professione e abbiamo scelto di mettergli questo nome giustamente perché in Argentina c'era un programma dove c'era un clown che diceva sempre la stessa espressione, no? Patapunfete. È tipico. Quando è che ti è venuta la voglia o sei sempre stato clown anche tu da piccolo? Forse ce l'avevo dentro. No, non sono di tradizione di famiglia di circo, mio papà medico, mia mamma maestra di scuola, perciò io vengo da una tradizionale famiglia, però alla fine della scuola ho cominciato a fare circo, quando avevo 18 anni, ormai sono 25 anni che faccio spettacoli, circo in giro e mi è venuto per caso, è stato proprio sono inciampato davanti a una scuola di circo e lì è cominciato tutto. E appunto hai cominciato prima in Argentina, in che zona, che città? A Buenos Aires, ho cominciato lì a Buenos Aires nell'anno 94 e dopo una serie di anni di lavori in giro mi è capitato di venire a lavorare in Europa e dopo, vabbè, la vita, ho due figli italiani e sono rimasto a vivere qua in Italia perché vabbè, i miei figli, la madre è italiana e così via. Hai una professione, hai detto, perlomeno ci provi, hai sorriso quando hai detto faccio di lavoro di professione il clown, ma si riesce a vivere di questo lavoro o è solo una passione che magari fa divertire le persone per strada? Secondo me, se ci credi, si riesce a vivere qualunque cosa, nel senso è una questione di essere convinto di quello che uno fa, di quello che uno vuole fare e sicuramente se vai dietro a questa scelta, qualsiasi sia la scelta, secondo me riesci a campare. Poi come tutto, no? Dipende dalle tue pretese. Le mie pretese sono fondamentalmente essere contento e felice di quello che faccio ed è quello che le trasmetto ai miei figli, che bisogna scegliere nella vita qualcosa che ti fa felice. Dov'è che abitate? Abitiamo sul lago di Garda, vicino a Sirmione. Siamo qui vicino comunque, sì. In Veneto. Ma tu sei un clown che parla o che non parla? Io ho cominciato come clown che parla, adesso sono un clown che non parla, anche non tradizionale, un clown che ha fatto mille cose e adesso presento il mio spettacolo qua insieme ad altri colleghi, che c'è una programmazione varia, 4-5 spettacoli al giorno e presento il mio spettacolo qua. Quando è il prossimo? Così chi è qua? Adesso vediamo il se riusciamo a prossimo mi sa che 15:30, 16:30 c'è lo spettacolo di una clown per bambini. Sì. Dopo io ci sono alle 18 e dopo c'è la chiusura oggi alle 21 c'è lo spettacolo dei Quattro Elementi, che è una compagnia da qua vicino. Vi esibite in strada, ovviamente all'aperto o anche occasionalmente in qualche posto chiuso? Noi ci esibiamo nelle strade, nelle piazze
anche nei teatri, e noi abbiamo dell'associazione nostra un circo, ha una tendostruttura, un tendone di circo che si chiama Circo Patuf, che con quale giriamo, facciamo 4-5 mesi di tour all'anno, però sostanzialmente qualsiasi situazione si adatta al lavoro nostro. Le città, i sindaci, perché è un dibattito che ogni tanto torna, no? Ecco, perché tocchiamo anche questo tasto dolente. Ci sono città che sono molto, molto accoglienti, Sì. addirittura si organizzano per questo, e altre che invece assolutamente dicono no, il Sì. teatro, gli artisti di strada no, eccetera. Quindi qual è la tua esperienza, qual è la tua opinione su questo? Ma effettivamente ci sono paesi che sono predisposti, la gente è predisposta, anche l'amministrazione è predisposta a accogliere spettacoli, ci sono alcuni che no, ed è una lotta costante, e per fortuna piano piano si cambiano, e penso che anche loro imparano a accettare questa realtà, che è una realtà che l'unico che fa è accogliere in piazza a tutti, senza differenza di età, di stato sociale, niente. Lo spettacolo di strada è questa la meraviglia, che è per tutti. Non importa quanto hai in tasca, lo che è importante è le persone. Ed è vero che in certi posti non è così semplice, ma peggio per loro. Facciamo si un altro perdono, passo. si perdono qualcosa, si perdono qualcosa. Avete, siete su Facebook, avete un sito così chi Sì, può... abbiamo il sito del circo, circopatuf.com, io il mio che è scotch.it, perché il mio nome del clown è Fede Scotch. Fede Scotch. Sì. E bueno, e dopo ognuno di noi ha il suo sito web e quant'altro. E le sue specialità. E allora, dall'Argentina, dalla fine del mondo non è arrivato solo il Papa, Ecco. sono arrivati anche i clown qui, la fiera a quattro passi. Grazie Federico e Patapunfete, allora buona fiera. Grazie mille a voi. Ciao. Grazie Federico, e allora verremo, ecco bravo, riposiziona il microfono, e dovrebbe esserci già pronta, quindi facciamo questo cambio al volo anche la prossima ospite, che può nel frattempo accomodarsi, eccola qui, che è Daniela Castiglione, prego, stiamo comodi su questi sgabelli morbidi. Ciao. Grazie, benvenuta. Allora anche a te chiedo se puoi tenere il microfono in mano, così Certo, posso eccoci qua. staccarlo? Sì. No, Così, lasciamo col così peso è più incluso. pratico per tutti i passaggi. Allora, Daniela Castiglione, se anche tu qui, io ti vedo classificata come espositrice. No, in realtà sono In realtà sei scrittrice. una scrittrice, però Sì. insomma partecipi. Edizione di Ciclo ha pubblicato un tuo libro che è qui, eccolo qui, lo mostriamo. Eccolo qua, sì. Ai piedi di Santiago, le avventure e gli incontri di una riflessologa plantare sul cammino. Quindi parliamo del cammino di Santiago di Compostela, che parte dai Pirenei. Esatto, dai piedi dei Pirenei, il francese però. Francesi, Sì. qui il versante a nord, Sì. e poi arriva appunto a Santiago, dove è sepolto San Giacomo. Facciamo un passo alla volta anche per sviluppare il sottotitolo. Esatto. Primo, quando, come, perché hai deciso di fare il cammino? Sì, allora, innanzitutto premetto che sono una riflessologa plantare, e però mi aggancio con l'intervista precedente perché sono anche una burattinaia. Ah, vedi, È tutto per si quello che intreccia. facevo, ok, dal dietro scene. Proponiamo una joint venture con Esatto. Scotch, Fede Scotch. Ci conosciamo anche di vista, sì. E di conseguenza diciamo che nella mia vita è sempre stata abbinata questa cosa sia di scrivere però anche di viaggiare, e quindi per me l'unione della riflessologia e del viaggio erano profondamente già radicati in me, no? E di conseguenza è avvenuto spontaneo questo passaggio, no? Ho deciso di fare un baratto pellegrino, e quindi di donare i massaggi di riflessologia plantare sul cammino di Santiago camminando. Poi ti mostro la mia bandierina. Adesso fra poco la mostriamo. Esatto. Per chi non sapesse, o magari per non fraintendere che cos'è la riflessologia plantare. Esatto, allora la riflessologia plantare fa parte Abbiamo delle... un ospite nel C'era un frattempo, ospite, sì. sempre un cane con me, c'è sempre. La riflessologia plantare fa parte innanzitutto delle tecniche olistiche, quindi del benessere, ed è una tecnica molto semplice che si basa sul fatto che sui piedi ci sono i punti riflessi, che sono dei punti di terminazione nervosa, quindi è una cosa molto fisica, un poco magica, e lavorando questi punti che rappresentano una mappa sui piedi tu vai a riequilibrare l'intero organismo, quindi è un trattamento
rilassante ma anche molto efficace per varie problematiche. Quindi non semplicemente un massaggio, no? Esatto. Come ogni tanto le mogli chiedono ai mariti, mi fa il massaggio ai piedi come relax serale, ma in Esatto. realtà c'è anche uno studio anatomico, Sì, no? sì, c'è molto studio anatomico, certamente, sì. Ecco, quindi un giorno mi sono trovata nel mio studio a fare i massaggi e ho detto, io qui ho bisogno di viaggiare, non posso stare seduta ferma, e ho pensato a questo progetto che è un po' particolare perché è nato in questa maniera, proverò a spiegarlo anche se è complesso. Allora, guardando le piante dei piedi delle persone che stavo massaggiando o trattando meglio, e guardandone, osservandone le linee, ho fatto un raffronto, per così dire, tra le linee che sono sotto i piedi e le mappe geografiche, e quelle proprio che si usano nella sentieristica per camminare, e di conseguenza ho deciso che volevo mappare i piedi dei pellegrini e sono partita con questo progetto che tra l'altro si è autofinanziato con una raccolta fondi online a cui hanno partecipato molti amici, è stata anche una soddisfazione. E questo progetto innanzitutto appunto non era ancora un libro, ma era proprio un progetto di baratto pellegrino. E quindi ho donato un trattamento di riflessologia plantare, in cambio, guardi come una matta, no? No, guardo cercando di immaginare. Lo so che tu in 3 secondi è difficile. Comunque io regalavo un trattamento di riflessologia plantare a chi voleva, ovviamente, in cambio della loro storia, e il libro non raccoglie la mia storia, ma raccoglie la storia delle persone a cui ho massaggiato i piedi, quindi gente da tutto il mondo. Provo a leggere quello che è scritto in quarta di copertina. Ero curiosa di sapere perché così tante persone avessero intrapreso quella via, cioè il Cammino di Santiago. Come un viaggiatore antico con taccuino e penna avrei disegnato a mano le linee delle mappe dei piedi dei viandanti diretti a Santiago. Ogni mappa una vita diversa, ogni linea un sentiero. Puoi farci un esempio? Insomma, il piede è solo apparentemente semplice anche nella sua pianta, che è la parte, insomma, tra le meno nobili, perché è una di quelle che soffre di più, no? durante la giornata. Ma ad esempio delle 5 dita, a che cosa sono collegate? Se puoi farci dei piccoli esempi. No, questo è particolare perché in realtà ogni dito ha un suo riferimento. Ti dico quello più importante. Sì. L'alluce, Cioè più importante, più identificativo, perché dall'alluce si può, come dire, intravedere la personalità anche. Per esempio io ce l'ho all'insù e quindi c'è una fantasiosità. E ci sono diversi tipi, però non è in realtà una lettura del piede, è proprio che tu quando vai a trattare un piede ci sono dei punti che si chiamano riflessi, che sono dolenti, e quelli segnalano che c'è una problematica nell'organo a cui si riferiscono. Da un'altra parte magari, esatto, in un altro organo. E poi è chiaro che nell'osservazione del piede impari molte cose, puoi vedere se c'è una problematica di salute, una carenza minerale, insomma varie cose, ma è molto complesso da... Quante storie, quante persone, quanti trattamenti troviamo in questo libro? Allora, qui non le ho mai contate, ma penso che saranno più di 15 forse. Ci sono sia storie L'indice è molto ricco, quindi forse qualcosa di più. Forse, sì, non le ho mai contate. Ci sono sia storie di pellegrini che ho trattato e che in cambio mi hanno donato la loro storia, sia anche storie che mi sono arrivate, come dire, donate e basta in cammino, perché appunto vedevano questa bandierina sul mio zaino e mi fermavano e mi dicevano non ho tempo per il massaggio, ma voglio raccontarti la mia storia. E ce n'è 2 o 3 che sono Allora, slegate. mentre io ti tengo il microfono, tu apri la bandiera, così la mostriamo. Ecco qua, una bandiera. Allora, ai piedi di Santiago, grazie, chiedimi un massaggio in dono ai tuoi piedi in cambio della tua storia, e poi anche nelle diverse lingue, e credo alcune firme, no? Sì, esatto. Intorno a questa bandiera è importante perché ci sono le firme di tutte le persone che hanno sostenuto non solo economicamente il mio viaggio, e di conseguenza soprattutto il mio viaggio era dedicato a mio cugino che è mancato tempo fa, e quindi era come viaggiare non da sola ma in compagnia di queste persone, e nel mio viaggio ne ho conosciute altrettante, quindi è stato molto arricchente questo viaggio per me, umanamente parlando proprio. Quando
l'hai fatto il viaggio? Il viaggio l'ho fatto nel 2016 e sono partita il 27 aprile dai piedi dei Pirenei e sono arrivata giusto un mese dopo a Santiago. Che è un tempo normale. È un mesetto, sì. Tempo normale, giusto? Sì, diciamo che puoi andare anche più tranquillamente. O più velocemente. Sì, io sono abbastanza bradi, poi vado lentamente. Beh, l'hai fatto anche in una stagione ancora abbastanza, cioè non con il caldo. No, era freddo. Era freddo perché è una zona... Sì, ai 1000 metri le sì, meseta. Sì, ecco, all'interno del libro ci sono anche proprio delle... come si chiamano queste? Si chiamano mappe? Sì, perché il libro è composto la prima parte delle storie che ho ricevuto dai pellegrini e la parte finale invece è un piccolo vademecum di riflessologia per il camminatore, quindi tu puoi prenderlo e automassaggiarti o massaggiare i tuoi compagni di viaggio. Ecco, perché giustamente... Utile e dilettevole. Vedi, ai piedi ciascuno ai propri ci arriva, insomma, sapendo poi dove intervenire, insomma, è piuttosto complessa, cioè nel senso che poi non bisogna improvvisare pensando di risolvere problemi. No, improvvisare no. Certamente che un massaggio fatto con buone intenzioni, anche non conoscendo i punti riflessologici, è sempre benvenuto. Allora, ti troviamo qui in fiera oggi, sì. Anche domani? No, domani no. Domani no, bene. In ogni caso trovate... a insegnare riflessologia. Perfetto, allora trovate anche in libreria, edizione Ediciclo, questo testo, Daniela Castiglione ai piedi di Santiago, le avventure e gli incontri di una riflessologa plantare sul cammino di Santiago. Grazie Daniela, posso indicare solo il sito se qualcuno volesse, a parte la pagina Facebook che è proprio ai piedi di Santiago. Ai piedi di Santiago. Ai piedi di Santiago, e questo il sito invece è www, è un sito che ho fatto io in proprio, quindi ancora prima del libro, www.aipiedidisantiago tutto attaccato .gimdo.com, e lì trovate anche i video e foto di tutta l'esperienza e la spiegazione del progetto. Ai piedi di Santiago, grazie a Daniela Castiglione, grazie, buon cammino in caso grazie di moltissimo e buon proseguimento a voi. Grazie. Altro breve stacco e poi un altro ospite.
Ancora in diretta, ben trovati sulla nostra piattaforma streaming 4passi.org, in diretta su Radio Veneto 1 per questa 13ª edizione della Fiera 4 Passi. Se ne sta andando la prima ora delle 8 che faremo in diretta in questi 2 weekend. Il nostro prossimo ospite è Giorgio Scatolin, benvenuto, buona giornata. Grazie. Lei gestisce un negozio che ha marchio Cuore Bio, sì, giusto? Che è a Treviso. Lanzago di Sillera. Siamo alle comunque porte qui, di Treviso. Alle porte di Treviso. Immagino non sia l'unico con questo marchio. No, su Treviso c'è anche un'altra realtà che si chiama Spiga d'Oro, sempre affiliata al marchio Cuore Bio. E dopo abbiamo altri negozi con il marchio Natura Sì. Natura Sì è un marchio di franchising, mentre il nostro è un marchio di affiliazione. Fa sempre capo a Ecor Natura Sì. Quindi una grande famiglia che si occupa, diciamo, di tutto questo settore biologico che è in crescita, no? Sì, praticamente quello che stiamo cercando di portare avanti è un discorso di filiera unica sostanzialmente, quindi negozi Cuore Bio, Natura Sì, che vendono alcuni prodotti di alcuni produttori storici sostanzialmente, selezionati sempre da Ecor e controllati da un ufficio qualità che riesce effettivamente a sostenere queste aziende che lavorano in maniera seria al biologico, insomma. Ecco, allora per i clienti, per chi cerca i prodotti biologici, perché è un settore appunto di cui si parla sempre più, l'attenzione all'ambiente, al non usare la chimica o a usarne in maniera estremamente limitata. Chi poi cerca un prodotto alimentare o anche non alimentare, a che cosa deve fare attenzione? Per essere sicuro che sia biologico, sì, e non che abbia semplicemente l'etichetta bio che si può anche, sì, facilmente mettere. Allora, noi da 3 anni a questa parte stiamo portando avanti un progetto che è il progetto Filiera, e attraverso appunto Ecor Natura Sì, e con questo progetto siamo in grado di andare oltre la certificazione, nel senso che la certificazione non è sufficiente per garantire il consumatore finale. Quindi abbiamo creduto, e con lungimiranza direi, perché attualmente il problema si pone in maniera molto seria, che sostanzialmente sta arrivando di tutto e di più, insomma, un prodotto che è spacciato per biologico ma che in realtà non ha niente di biologico. Per essere ancora più chiari, i vostri arrivano dal territorio, sono a cosiddetto chilometro zero o hanno anche altre provenienze? No, noi non cerchiamo di privilegiare soprattutto nel prodotto fresco i produttori locali, quindi tendenzialmente della zona, soprattutto per l'ortofrutta, ma per tutti gli altri prodotti possono arrivare anche, sì, sono produttori nazionali sostanzialmente, ecco questo. Alcuni produttori sono anche, per esempio per le banane abbiamo un produttore del Perù. Ecco, appunto, sì, volevo dire, dipende dal tipo di prodotto, perché chiaramente da noi qui banane non se ne coltivano, esatto, quindi sì, è ovvio, sì. Però in quel senso c'è la sicurezza che sia effettivamente biologico. Noi abbiamo 2 tipologie di prodotti. Allora, una parte di alcuni prodotti che sono effettivamente che rientrano nel progetto Filiera, e quindi quando sono dentro questo progetto siamo in grado di stabilire esattamente, come dice la parola stessa, la filiera del prodotto stesso. Invece abbiamo altri prodotti, quindi senza glutine, senza latte, che hanno una particolarità, che sono acquistati dal consumatore per alcune problematiche del consumatore. Qualche intolleranza, sì. Qualche intolleranza. Ecco, allora là non abbiamo i prodotti di filiera, quindi per essere chiari non abbiamo un prodotto certificato dove vengono fatte delle analisi, però non siamo sicuri al 100%. Invece per quanto riguarda la filiera noi siamo in grado di dire sì, questo prodotto, state tranquilli, potete tranquillamente acquistare un prodotto che siamo sicuri essere effettivamente biologico. Nel nostro territorio, mi fai il trevigiano, giusto per capire, è un settore quello delle coltivazioni biologiche che sta trovando spazio o che fa fatica? Perché poi uno dei problemi, forse quello più evidente, è sì, io faccio biologico, ma se il mio vicino del terreno confinante non fa biologico, alla fine anche il mio non è più biologico. Allora, diciamo che
essere attigui a uno spazio coltivato con il convenzionale, comunque devi avere dei limiti ben precisi, quindi devi produrre a certi metri di distanza. Tendenzialmente vengono poste delle siepi a riparo praticamente per fare barriera sostanzialmente con il confinante. Ci sono delle regole che devono essere seguite in questo senso, e dopo chiaramente un conto è spruzzare direttamente sul prodotto, un conto è essere a 100, 150, 200 metri da dove si spruzza il prodotto stesso, insomma, ecco. Chiaramente dopodiché ci sono questi problemi, però non incidono più, cioè se un produttore è serio e lavora bene è già abbastanza. Insomma, certificazione che vale per il produttore e poi una certificazione che arriva anche sul prodotto, no? Nel senso che tutta la filiera, quella che diceva... Anche noi come negozi siamo certificati da un ente che appunto ci certifica un po' la nostra filiera. Appunto, come dicevo prima, non basta dirlo, ma ci vuole ci vuole la certificazione, che lo dica, questa è una prima base per avere un serio prodotto biologico, la certificazione, poi ci vuole tanto altro. Insomma, il cammino è ancora lungo, ma anche tramite la vostra attività speriamo che la sensibilità cresca. Grazie per il suo intervento. Bene, grazie a voi. Grazie a Giorgio Scatolin col negozio Cuore Bio. L'ospite vedo che è già qua, per cui facciamo il cambio subito, che è Mimmo Cascio, che riconosco, adesso vi seguo perché lo riconosco. Mimmo si accomoda perché 2 giorni fa, benvenuto Mimmo, che può prendere il microfono, strumento che ben conosce, perché 2 giorni fa mi ha chiesto l'amicizia su Facebook. Perfetto, sì, infatti. E allora, anch'io ti ho riconosciuto appena ti ho visto. Perfetto. Mimmo Cascio, che sarà qui stasera, lui ha portato un CD, perché è il CD che si intitola Viaggerò, che è il titolo anche dello spettacolo di questa sera. Anche di questo mio primo album che ho inciso nel 2015, e quindi quando posso cerco di fare un po' di promozione attraverso concerti oppure ospitate in radio come questa volta. Sì, siamo sia in radio che in streaming, come si capisce dal tuo accento sei trevigiano. Infatti, non sono proprio, sono siciliano della provincia di Palermo. Provincia di Palermo, sì. Però sei trevigiano d'adozione, sì, ormai sono è di vita. Da tantissimi anni, sì. Sono quasi 20 anni che sono qua, quindi è un bel po' di anni ormai. Faccio la stessa domanda che l'ho fatto al clown, ma tu vivi di musica o vivi di altro? No, vivere di musica è quasi impossibile. Forse si vive più di clown che... No, io faccio tutto un altro lavoro. E cosa fai? Io lavoro nella scuola. Ah. Sì, come personale ATA. Sarebbe quindi un altro interessante capitolo da sviluppare, ma ce ne occupiamo in un altro momento. Sì. Parliamo di questi brani, appunto, di questo lavoro che appunto ci parla del viaggio, sì. Quindi sei proprio a tema quest'anno, in questa edizione, no? Intanto vi devo ringraziare per avermi invitato sia qua che per il concerto, siete stati molto gentili. Viaggerò, praticamente è un viaggio fra le storie di ragazzi della provincia italiana degli anni 80 e 90. Cioè noi, quando eravamo ragazzi, esatto. Infatti, sì. Poi ha anche un altro significato, viaggiare anche con l'immaginazione, con la fantasia, perché a volte quando si è impossibilitati di viaggiare fisicamente, l'unico modo che ci resta per fuggire un po' dalla realtà è quello appunto di viaggiare con i propri sogni, con la propria fantasia, perché penso che comunque in ogni caso, in qualsiasi età, i sogni aiutano sempre a vivere meglio. E questo è un album che ho inciso nel 2015 con la collaborazione di tanti bravi musicisti. Vedo, parto proprio dalla prima traccia che ci porta all'estero, Bosnia non c'è rock and roll, quindi insomma è il... Sì, è un brano che parla della triste guerra in Bosnia, che è iniziata dal 91 al 95 all'incirca. L'ho scritto a quell'epoca lì, perché mi ha molto impressionato la crudeltà di quella guerra lì, che poi è stata una guerra civile praticamente. Quindi è stata una guerra molto sanguinosa, perché bambini uccisi, donne violentate, proprio una guerra che ha lasciato veramente segno. Quindi non ho potuto fare a meno di scrivere questo brano.
Quindi vedendo la guerra come la vedevi all'epoca, magari attraverso le immagini, Sì. poche immagini televisive che arrivavano, i racconti. Infatti sì, però comunque questa canzone vuole dare pure un messaggio di pace, per dire che sì, è vero che la guerra è stata in Bosnia, però per come la vedo io, anche nella vita di tutti i giorni, nei piccoli conflitti quotidiani, oppure in famiglia, si possono evitare queste piccole guerre che ci sono, no? E quindi dipende anche da noi, ognuno dentro il suo cuore, dentro di sé, può cercare di fare germogliare il seme della pace. Tra l'altro ricordo che a noi questa guerra ci ha coinvolto perché poi molti nostri soldati sono andati lì per le operazioni di pace o per il peacekeeping, appunto come si chiama in questi casi. Raccontaci qualcos'altro, magari che ne so, di strada, di piazza, di città, di paese, di provincia, hai detto tu, no? Sì, infatti. No, la maggior parte dei brani sono autobiografici. Quindi li ho scritti per lo più, non tutti, ma tanti li ho scritti quando vivevo ancora in questo piccolo paesino della Sicilia dove vivevo io. E allora lì diciamo che si vive molto per strada. E allora mi ricordo che era molto importante per noi l'avventura, cioè stare per strada magari anche dalla mattina alla sera, anche perché il tempo è molto mite giù, quindi ci consente di stare quasi tutto il giorno per strada. Anche allora, in mesi in cui magari qui non si può fare. Infatti. E all'epoca, come sai, non c'erano le cose che ci sono oggi a livello tecnologico, quindi non avevamo computer, telefonini, eccetera. Quindi l'unico modo per cercare di stare assieme è appunto giocare per strada e vivere per strada. E allora qui in questo album ci sono alcune storie, quelle che magari mi hanno colpito di più, anche di piccole avventure, che ad esempio una volta abbiamo fatto un incontro con un gruppo di volontariato e allora sì, la scusa era andare lì un po' anche per pregare, però non si faceva solo quello. E allora c'era sempre l'amico che era innamorato della ragazza, quindi si giocava a pallone, ci si prendeva in giro. Era alla fine storie normali dei ragazzi che facevamo all'epoca, in quell'epoca lì. Di vita, insomma, parliamo dell'età dell'adolescenza, giusto? Sì, anche preadolescenziali. Anche preadolescenziali, sì. Quindi c'è qualcosa che magari invece risale quando eri più giovane o più adulto, diciamo? C'è una canzone che ho scritto proprio un po' subito dopo che sono arrivato qua a Treviso, che si intitola O Jane. Questa canzone vuole essere intanto un omaggio a Treviso, perché è una bellissima città che mi ha accolto, dove mi trovo veramente bene. E vuole essere un omaggio a Treviso perché in fondo parla di una storia d'amore che ha come sfondo, come cornice, la città di Treviso, le bellezze della città di Treviso. E vuole essere anche, diciamo, la fine di un percorso di quei ragazzi che come me magari dai piccoli paesini del sud sono dovuti emigrare e sono andati a vivere in queste città del nord dove si può realizzare anche dal punto di vista lavorativo. E allora diciamo che Ogenne parla di Treviso perché è anche la fine di un percorso, il viaggio che si fa da piccolo paese del sud ad arrivare a una città del nord industrializzata. Ecco, a che età hai fatto questo viaggio, questo trasloco? L'ho fatto a 34 anni. Quindi non più bambino. Non più tanto bambino. E cosa sapevi di Treviso? Cioè sei arrivato qui per motivi di lavoro, immagino? Sì, sono arrivato qui per motivi di lavoro, perché ho scelto Treviso per un puro caso, perché c'era già un mio amico d'infanzia che viveva qui e lavorava qui. Quindi fra tutte le città che dovevo scegliere del nord ho pensato di scegliere almeno una città dove avere qualcuno che mi conosce, che mi può accogliere. Allora ho scelto Treviso e sono stato anche fortunato perché poi Treviso mi ha dato tante soddisfazioni a livello lavorativo. Ecco, vedi, che cosa sapevi prima di venire? Ma a volte o che cosa immaginavi e che poi hai trovato diverso? I soliti luoghi comuni, sai? Ad esempio, dai, facciamoci uno scambio di luoghi comuni tra Treviso e la Sicilia. I luoghi comuni, quelli classici, no? Che il meridionale che viene su a prendere il lavoro, oppure... È vecchia sta frase. Sì, che ci vedono un po'
di malocchio, diciamo così. Sì. E poi ho scoperto che invece non è così. Qui ho conosciuto gente meravigliosa, ho amici con cui esco quotidianamente, che sono veramente, ne posso parlare solo bene, ma in generale Treviso a livello di città, come ordine, come pulizia, come gente, veramente per me è stato veramente un gran regalo riuscire a vivere qua a Treviso. Insomma, una sorpresa positiva, sì, no? Molto positiva, sì. Come spesso poi è positiva l'impressione dei trevigiani che vanno magari solo in vacanza sì, infatti, in Sicilia. Una cosa però è andare soltanto in vacanza. Sì, una cosa è viverci. Una cosa è viverci, infatti. Sono due cose completamente diverse. È chiaro, perché poi pochi giorni passano, ma poi viverci quotidianamente. Allora tu sarai tra poco... Comunque voglio dire che io amo la Sicilia. Cioè, ci questo mancherebbe, lo voglio figuriamoci. sottolineare. Figuriamoci. Anche perché immagino ci torni spesso. Alle 19:30 è previsto il tuo concerto nell'area spettacolo, quindi l'area spettacolo è all'aperto, giusto? Sì. Ecco, quindi il tempo permette ancora, assolutamente. Vedo che la definizione che ti è stata messa, che tu stesso hai proposto, è cantautore folk. Sì, perché... A che genere ti ispiri? Al cantautorato americano, quello più classico, alla Bob Dylan, alla Bruce Springsteen, quel cantautorato fatto anche da menestrelli, solo con chitarra, armonica e voce. Appunto, tu sarai da solo o hai una sono band? Da solo sei da volta, solo, quindi sì. sei nella versione quasi da strada. Sì, infatti. Versione menestrello. Versione menestrello. Voce, chitarra quindi, e armonica. Immagino sarà anche un concerto un po' raccontato, no? Sì, perfetto. Saranno, per lo più sono canzoni mie. C'è qualche cover che ho personalizzato, di cui amo tantissimo, che fa sempre parte di questo mondo del cantautorato americano. Ad esempio? Ad esempio c'è Woody Guthrie, Bruce Springsteen, sono quelli che amo di più. Poi inutile fare. Poi la maggior parte sono canzoni mie, che alcune sono quasi tutte dell'album Viaggerò. C'è qualcos'altro in cantiere? Ogni tanto, siccome hai detto alcune le ho scritte molti anni fa, poi qui appunto sono state raccolte, sì. Continui a scrivere nel frattempo. Ho già dei brani pronti, quindi aspetterò, non so, un po' di tempo e poi spero di fare il prossimo album. Allora, vedo che per i trevigiani, insomma, c'è Alberto Cantone, sì. appunto, che ha fatto le voci e i cori, ma cito anche Francesco Pozzobon, Giuseppe Daloia, Sebastian Piovesan, Eric Mariuz, Sandro Gentile, Giorgio Cedolin e Silvia Gobbo. Tutti brani, testi e musica, sì. giusto? Sì, sì. Di Mimmo Cascio. La classica domanda che si fa ai cantanti: ma si scrive prima la musica o prima il testo? Allora... Per lo più, questo forse è un po' soggettivo, per quanto mi riguarda io scrivo sempre prima la musica e poi ci canto su una sorta di inglese maccheronico, certo. per cercare di capire un po' la melodia e poi finalmente quando capisco che la musica bene o male è finita, allora ci metto sulle parole. Benissimo. Però diciamo che in linea di massima è così, però ci possono essere delle eccezioni. Infatti qua in questo album c'è un'eccezione, perché c'è una canzone in cui ho scritto prima le parole e poi ci ho messo dopo la musica. Benissimo, un po' come quando si cucina, no? Magari c'è prima un ingrediente e poi un altro. Allora, Mimmo Cascio alle 19:30 lo potete sentire qui, oppure cercate Viaggerò, che è il suo album del 2015. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata, grazie. Grazie anche a Mimmo Cascio. Allora, passata abbondantemente la prima ora, fino alle 17 in diretta dalla Fiera Quattro Passi, tra poco con un altro ospite.
Ci siamo ancora in diretta dalla Fiera Quattro Passi, ancora ben trovati, buon pomeriggio da Mirko Cavallina, chi è qui nel foyer della provincia di Treviso, chi ci segue su Radio Veneto 1 in diretta e anche in streaming su quattropassi.org. Un'altra ospite che ci porta idealmente, lei sì c'è andata però in giro per il mondo, Paola Viola, benvenuta. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Paola Viola di Smiley Hand o, per chi la conosce, con un altro nome, quello italiano, che è Una mano per un sorriso, giusto? Sì, esatto, Una mano per un sorriso for Children, che è un'associazione, una onlus, nata qui a Treviso 8 anni fa. E siete attivi, vedo, oltre che all'estero, Siria, Turchia, e già questo basterebbe per aprire dei capitoli di politica internazionale, Kenya e Tanzania per l'Africa, ma anche in Italia. Partiamo però, Paola, dalle origini, cioè quando nasce Una mano per un sorriso e in che occasione? Allora, Una mano per un sorriso for Children è nata 8 anni fa dall'idea e la volontà di 2 persone di creare un progetto umanitario concreto dove mettersi in gioco in prima persona con le proprie mani, infatti per questo il nome, e deriva proprio da questo, con le proprie mani mettersi in gioco per raccogliere sorrisi in giro per il mondo. Quindi è un'idea molto semplice, anche abbastanza comune, tra virgolette, di dedicare del proprio tempo organizzando delle piccole raccolte fondi attraverso degli eventi, per poi andare direttamente nei luoghi dove abbiamo deciso di operare per attuare dei progetti concreti per la difesa dei diritti dei bambini. Questa esperienza nasce da un'occasione un po' particolare, insomma, che non è di vacanza, se non sbaglio. No. Questa cosa, diciamo che questa esperienza o comunque questa volontà non nasce quando nasce una persona, nel senso che è un desiderio profondo che abbiamo sempre avuto, ma c'è stato un preciso momento nella nostra vita in cui abbiamo invece deciso che era il momento di realizzarlo. Questo sì, ma non è nato in quel momento, quindi dopo tanti anni comunque di volontariato, di viaggi per più o meno piacere, quindi sono sempre stata in realtà una viaggiatrice, un amante del mondo, e questo lo devo sicuramente anche a mia madre, che mi ha insegnato già fin da piccolissima che il mondo era grande e c'erano tantissime cose diverse da conoscere, al momento in cui abbiamo capito che era il nostro momento di fare qualcosa, era il momento in cui noi dovevamo fare qualcosa per, a modo nostro e con le nostre capacità, rendere questo mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato, ecco. Parto dal luogo, insomma, che è un po' dimenticato, un po' troppo dimenticato e incompreso, perché la situazione è molto complessa, che è quella della Siria, senza tentare di spiegare appunto che cosa succede lì. Sicuramente quel che c'è è il dolore delle persone, quelli che sono morti, centinaia di migliaia, quelli che sono dovuti andare via, appunto profughi, o nei paesi vicini dove hanno cercato di trovare, insomma il Libano a sud, la Giordania, la Turchia a nord, ma con molte difficoltà, oppure arrivati insomma attraverso mille peripezie anche in Europa. In Siria cosa fate? Dove siete? Allora, l'inizio del lavoro in Siria, questa sì è una bella storia da raccontare, se vuoi. 5 anni fa abbiamo attuato un progetto che si chiama La ragazza delle scarpe. La ragazza delle scarpe è un ideale, è la volontà di donare scarpe ai bambini, e questo progetto è nato e si è sviluppato inizialmente in Africa, grazie anche alla collaborazione di Enrico Bossan, di Fabbrica, eccetera. È un progetto fotografico e umanitario al tempo stesso, e questo progetto, diciamo, che è stato molto seguito, è piaciuto molto, è arrivato alle persone, perché comunque donare un paio di scarpe non è solo donare un paio di scarpe a questi bambini, ma è stato proprio prenderli per mano per accompagnarli nel loro cammino, quindi sostenerli nelle difficoltà e tentare di rendere la loro strada più semplice o migliore, aiutarli anche a vedere che c'è una strada migliore di fronte. E dopo questo progetto, appunto in Africa, proprio un giornalista mi ha scritto un'email con scritto: Paola, anche in Siria i bambini non hanno le scarpe, e mi ha mandato la fotografia di un campo profughi dove c'era un bambino scalzo.
lì io mi sono sentita molto male, perché in realtà 5 anni fa non sapevo assolutamente niente di cosa stesse succedendo in Siria, e quindi con i soci e tutti i volontari abbiamo deciso di provare a intraprendere questo cammino, e quindi siamo arrivati in Siria. Io sono stata 3 volte in Siria, nei campi profughi, a portare aiuti umanitari ai bambini e soprattutto tante scarpe. Da lì è nata una collaborazione con un'associazione siriana, Song of War, e con questa associazione siamo riusciti a mantenere in questi 5 anni dei progetti continuativi. Infatti ancora oggi all'interno della Siria noi supportiamo una clinica pediatrica all'interno del campo profughi di Bab al-Salam, che è a circa 40 km da Aleppo, ed è, diciamo, l'imbuto dove arrivano tutti i profughi in fuga dai punti nevralgici della guerra, dalle città più martoriate come appunto Aleppo, Marea e tantissime altre città. Invece proprio vicino ad Aleppo abbiamo aperto una piccola scuola dell'infanzia che si chiama Smiling School Syria, dove oggi 65 bambini riescono ancora ad andare a scuola. C'è da dire che da 5 anni tutte le scuole, o quasi tutte le scuole in Siria, sono state chiuse o distrutte, come sappiamo molto bene. Esistono tuttavia delle piccole scuole sotterranee come la nostra, grazie a gruppi di volontari e supporti che arrivano un po' da tutto il mondo, che riescono ancora a far vivere a questi bambini una realtà da bambini, dove riescono infatti ad andare a scuola, a stare con i propri coetanei, a studiare, giocare, mangiare, tutte cose che per noi sono semplici e comuni, ma che in realtà lì sono un bene molto prezioso. Ecco, a proposito di cose semplici e comuni, abbiamo parlato prima del Cammino di Santiago, abbiamo parlato dei piedi, della riflessologia, il tema del viaggio è quello di questa edizione. A contrasto di questa storia che tu ci hai raccontato appunto del progetto La ragazza delle scarpe, c'è una notizia che oggi era su un quotidiano locale, è confermata anche da un'esperienza indiretta di questa mattina, in cui una nota azienda produttrice di scarpe, che è qui in provincia di Treviso, aveva le file di 2 ore di persone che cercavano di andare a comprare scarpe super scontate. Questo la metto come contrasto a questa vicenda, insomma, come se avessimo fame di scarpe e non di altre cose. Questo a contrasto, insomma, rispetto all'esperienza che tu ci hai raccontato. Ci racconti di questo sacchetto che sta qui davanti a noi? Questo sacchetto rappresenta un altro progetto appunto che noi abbiamo ancora oggi attivo in Siria, che è proprio il pane della speranza, e nasce da una domanda che io ho fatto qualche mese fa a un nostro collaboratore siriano, dove gli ho detto, perché sono preoccupata a volte, no, umanamente, dico, tutte queste cose come faremo a continuare ad aiutare, eccetera. È un impegno anche oneroso, se vuoi. E allora ho chiesto a questa persona, dimmi qual è il progetto che secondo te ha più importanza, quale progetto noi non possiamo assolutamente rinunciare perché le persone ne hanno bisogno. E lui mi ha guardato negli occhi e mi ha detto, Paola, ti dico la stessa cosa che ti ho detto 5 anni fa, qui mancano ancora i beni di prima necessità, quindi il cibo, l'istruzione e la salute. Allora, discutendo con lui, abbiamo deciso di provare a far capire questa cosa, che è molto importante, perché se ancora dopo 7 anni di guerra quello che manca ai bambini è il cibo, vuol dire che noi non abbiamo fatto abbastanza per aiutarli, o che perlomeno dobbiamo fare di più, ecco, mettiamola così. Il pane della speranza è un progetto vicino ad Aleppo, dove circa 30 famiglie ogni giorno ricevono il pane necessario per la loro sussistenza. Questo ovviamente questo progetto può andare avanti grazie all'aiuto di tutti i nostri sostenitori, e questo sacchetto del pane rappresenta un po' quel contrasto, la lettura di quel contrasto che tu mi hai proposto in questo momento, casca proprio a fagiolo, dove tutte le persone che verranno in questi 2 giorni alla Fiera Quattro Passi, vicino al nostro banchetto, riceveranno questo sacchetto del pane, ed è un regalo che noi gli facciamo. Infatti in questo sacchetto c'è attaccato un cartellino che dice: oggi un bambino siriano ha deciso di condividere con te la sua razione di pane giornaliera. Qui però non c'è assolutamente nulla. No, c'è qualcosa. C'è qualcosa? Posso aprirlo? Certo. Lo apro, ecco. Facciamo in diretta questa operazione, così sveliamo e vediamo che cosa c'è dentro. Eccola qui.
faccio fatica quasi a vederla e la mostriamo anche alla telecamera. Allora, questa è la razione giornaliera, che è credo l'angoletto 1 centimetro per 1 di un cracker. Sì. Tanto per darvi un'idea, insomma, di quello che abbiamo. E questa è perché le persone hanno bisogno di vedere, di capire, di sapere. Una cosa che ho imparato in tutti questi anni di viaggi, di solidarietà, è che noi non possiamo giudicare le persone che non fanno nulla se non sanno, se non hanno visto. Quindi questo è il nostro modo di condividere quello che noi sappiamo e che abbiamo visto in questi viaggi. Ecco, una cosa che mi ha colpito, quello che raccontavi prima, è il tema della continuità, perché è vero, c'è magari lo slancio iniziale di generosità quando c'è un'emergenza, le raccolte fondi eccetera, benissimo, ma poi appunto quello passa, perché passa anche l'onda emotiva, passa l'onda mediatica, e qui è colpa nostra, dei giornalisti, mi ci metto dentro, però l'importante poi è che ci sia continuità, perché la vita poi è tutti i giorni. Certo, infatti guarda, a parte continuare a lavorare in Siria e portare avanti questi progetti di cui ti ho parlato, noi abbiamo iniziato a operare anche in Turchia, dove ormai da 2 anni seguiamo 30 famiglie di profughi siriani che sono, tra virgolette, riuscite a salvarsi, nel senso attraversare il confine, quindi arrivare in Turchia, ma in realtà le persone non sanno che cosa trovano in Turchia o come vivono queste persone in Turchia. Per esempio noi lavoriamo anche molto con le scuole, facciamo dei progetti di educazione alla pace, alla solidarietà, dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole medie, per far capire proprio alle persone anche perché i profughi intraprendono questi viaggi, quello che trovano al di là del loro confine, quindi lasciandosi alle loro spalle la guerra. Non è il paradiso, ve l'assicuro, ma è un limbo dove moltissime persone aspettano per anni di essere salvate, perché non sono ancora salve. Migliaia di famiglie vivono in scantinati, in garage, in palazzi abbandonati, senza nessun servizio igienico e senza nessun modo per badare autonomamente alla loro sussistenza. Noi da 2 anni andiamo lì ogni volta che possiamo per portare loro aiuti umanitari che vengono da qui, dall'Italia. Treviso è una città che ha dato tantissimo a questi progetti e che continua a dare tantissimo, fin dai giornalisti fino alle persone comuni, e sicuramente lo porteremo avanti questo progetto. In più abbiamo aperto anche proprio lì in Turchia un'altra scuola che si chiama Smiling School Kilis, che è un'altra scuola dell'infanzia dove oggi 80 bambini profughi riescono a studiare. Perché queste famiglie rimangono qui? È importante saperlo, perché la maggior parte di queste famiglie non hanno nessuna possibilità di andare oltre. Stiamo parlando quindi di famiglie dove al loro interno almeno uno dei componenti della loro famiglia è stato segnato in maniera irreparabile dalla guerra, quindi magari genitori menomati o bambini disabili eccetera. Quindi sono famiglie che vanno comunque sostenute lì in attesa di queste sono diventate anche le nostre famiglie, perché ormai dopo 7-8 volte che torni, che varchi queste porte, i bambini ti accolgono non più salutandoti e chiedendoti come ti chiami, ma semplicemente abbracciandoti e sorridendo, vuol dire che un po' sei tornato a casa. Questo è quello che stiamo cercando di portare avanti. Insomma, c'è tanto. Abbiamo citato solo il Medio Oriente, Siria e Turchia, ma ricordo appunto anche Tanzania, Kenya e l'Italia. Tutti i dettagli li trovate su unamanoperunsorriso.org, giusto? Sì. Unamanoperunsorriso.org, poi anche su Facebook e tutti i social. Grazie Paola Viola e a tutti coloro che cercano di dare un sorriso insieme a te. Grazie. Altra breve pausa e poi molti ospiti tutti insieme.
Torniamo in Sud America in questa prima giornata di diretta dalla Fiera Quattro Passi. Ancora buon pomeriggio, ben trovati. Una ventina di minuti circa, no, una mezz'oretta ancora insieme, ma abbiamo molto spazio per appunto tornare in Sud America. Prima abbiamo citato l'Argentina, adesso invece siamo in Colombia, quindi la parte settentrionale dell'America meridionale. Andate sulla cartina così ripassate anche un po' di geografia. Do il benvenuto a Francesco, Damian e Camillo, benvenuti. Grazie. Allora, partiamo da Francesco Venturin, che è dell'associazione NAZ, Minori, Diritti e Partecipazione. NAZ è una sigla che è in spagnolo, giusto? Vedi che ricordo bene dagli anni scorsi? Sì, esatto. NAZPER è un'associazione che ha sede a Treviso, appunto, ed è attiva da più di 15 anni sui temi, appunto, dei minori, dei diritti e della partecipazione. NAZPER è un'associazione che è nata dopo un viaggio che c'è stato in America Latina, quindi i primi volontari che hanno creato il primo gruppo di NAZPER hanno fatto un viaggio in Guatemala e lì hanno incontrato appunto i NAZ. E i NAZ chi sono? NAZ significa Niños y Niñas Adolescentes Trabajadores, quindi è un acronimo che significa appunto bambini e bambine adolescenti lavoratori. I NAZ sono dei gruppi presenti in vari paesi dell'America Latina che cercano in primo luogo di difendere quelli che sono i diritti dell'infanzia, i diritti dei minori appunto, e cercare di promuovere la loro partecipazione all'interno delle comunità. Vengono da realtà dove appunto c'è molta povertà, dove le situazioni sono molto difficili, quindi la necessità di lavorare non è solo degli adulti ma anche dei bambini. E quindi quello che fanno le fondazioni che noi sosteniamo è appunto cercare che, visto che questi ragazzi comunque devono in qualche modo impegnarsi in prima persona per aiutare la famiglia, per pagarsi le spese magari della scuola, possano farlo in un contesto dignitoso e diciamo in una situazione di protezione anche di quelli che sono i loro diritti. E quindi da quando è nato il gruppo di NAZPER sono anche cambiate le nostre attività, quindi abbiamo cominciato a fare anche dei percorsi di sensibilizzazione e educazione alla mondialità nelle scuole del territorio della provincia di Treviso, proprio per far conoscere anche una realtà molto diversa da quella che viviamo noi ai ragazzi delle nostre scuole. Quindi ad oggi operiamo in scuole di vari gradi, quindi dalla scuola primaria fino alle superiori, portando appunto l'esperienza e la voce dei movimenti NAZ. E poi ogni anno cerchiamo anche di avere qui la presenza di alcuni attori appunto di persone vere, di persone reali che ci portino una testimonianza concreta, no, dei NAZ. Quest'anno infatti abbiamo 2 persone che vengono dalla Colombia, da un progetto che sosteniamo che è Fundación Creciendo Unidos. Loro in particolare, quindi Damian e Camillo, vengono dalla regione del norte de Santander, che è la regione al confine con il Venezuela, e quindi gli incontri che con loro facciamo nelle scuole, gli incontri pubblici, diciamo che trattano le tematiche, oltre che dei NAZ, anche della situazione colombiana, la situazione del conflitto, della guerriglia, del narcotraffico. Ecco, se sappiamo poco e male della Siria, ancor meno sappiamo che dalla Colombia arriva un po' di petrolio e la droga, cioè queste sono le cose che sappiamo qui. Ecco, conosciamo Pablo Escobar, conosciamo no? Pablo Escobar, film, eccetera, il film, tutta una serie di cose. Del Venezuela sappiamo che è in grandissima difficoltà economica, quasi al limite della guerra civile, comunque con la popolazione alla fame. Lo chiedo a te poi anche tramite Damian e Camillo, quando andate nelle scuole parlate ai loro coetanei, ecco, il fatto che i nostri ragazzi trevigiani benestanti, tutto sommato, vengono a sapere di storie, di vicende come queste, come reagiscono? Allora, io passo già la parola a loro, così magari possono anche presentarsi e rispondere anche direttamente alla domanda. E raccontare anche un po' di se stessi. Sì. Ok, fai tu, poi traduci. Sì. Buenas tardes. Questo è Camillo. Mi nombre es Camilo. Soy representante de la Fundación Creciendo Unidos, que es una organización que es acompañada por la cooperación de NAZPER, la cual tiene como propósito ayudar a los niños, niñas y adolescentes trabajadores de Colombia y
Camilo appunto è qui, fa parte dell'associazione Creciendo Unidos, è un'associazione che è aiutata dal punto di vista della cooperazione internazionale anche da NAZPER, quindi dalla nostra associazione di Treviso, e ha come primo proposito quello di aiutare i ragazzi, i minori. Y esto lo ha hecho promoviendo sus derechos y dándoselos a conocer para que ellos puedan ejercerlos directamente y además de ofrecerles participación política, social y económica para que puedan comentar su problemática, porque el gobierno no nos está escuchando. Entonces ese es su objetivo, su principal objetivo como fundación. Allora, uno degli obiettivi principali è quello di fare formazione a questi ragazzi sui diritti, su quali sono i diritti dei minori e dell'infanzia, in modo che loro possano conoscerli e anche cercare di metterli in pratica, di farsi rispettare, appunto, far rispettare i diritti. E, appunto creando anche spazi nei quali loro possono esprimere la loro voce, le loro problematiche, sia all'interno della comunità, delle associazioni, ma anche a livello politico. Quindi stimolano anche la partecipazione politica dei ragazzi, proprio per cercare di trovare delle soluzioni alle problematiche che vivono. Además de que también promueve el trabajo digno y la no explotación, porque en Colombia muchos niños trabajadores han tenido esa necesidad porque el gobierno no los acoge correctamente con sus necesidades, y es por eso que tienen esa necesidad de trabajar, y actualmente estamos luchando por esa causa para que podamos, se nos permita seguir trabajando. E un'altra delle attività che promuove è quella appunto di favorire il rispetto dei ragazzi e anche la possibilità che loro possano lavorare in condizioni dignitose, visto che devono farlo, e questo anche perché lo Stato non garantisce tutti i diritti fondamentali dei ragazzi e quindi loro devono impegnarsi appunto in prima persona per rispondere alle loro necessità di andare a scuola, divertirsi e aiutare la loro famiglia. Faccio una domanda a te, tramite te, sia a lui che a Damiana. Ma perché perché un bambino deve lavorare? Perché è costretto a farlo? Perché un niño tiene que trabajar. ¿Por qué tiene esa necesidad? Porque el gobierno, a pesar de que quiere quitarnos ese derecho, él no ve que ellos no nos ofrecen a nosotros mejores condiciones como educación, alimentos y salud. Y entonces, mientras ellos no nos ofrezcan esas condiciones, pues nosotros vamos a tener esa necesidad. Solo si el gobierno nos ofreciera mejores condiciones dejaríamos de hacerlo, pero aún así el trabajo dignifica a la persona y es por eso que muchos niños en el mundo lo hacen. Allora, innanzitutto loro considerano il lavoro come un diritto, per cui una possibilità che loro hanno. E lo fanno anche per necessità, come dicevamo prima, perché il governo, lo Stato, non garantisce quei diritti fondamentali e quindi loro, per avere educazione, salute, devono appunto impegnarsi in prima persona, lavorare. Se lo Stato garantisse queste cose, probabilmente loro non avrebbero la necessità anche di lavorare. Ma dice anche comunque il lavoro noi lo consideriamo una cosa importante perché forma i ragazzi ed è una cosa che dà dignità alle persone. E antes pedía también ¿qué dicen los chicos cuando ustedes van a las escuelas y presentan su experiencia? ¿Cuál es la respuesta para ti que ves de ellos? Muchos de estos niños y jóvenes que hemos tenido estos encuentros, pues primero se quedan impresionados de ver la verdadera situación que tienen que afrontar los niños y los jóvenes en Colombia. Allora, in primo luogo sono molto impressionati dalla situazione che devono vivere i ragazzi della loro età appunto in Colombia. Segundo, se les puede ver ese interés por la problemática, porque nosotros pensábamos que ellos tenían un conocimiento mucho más grande y no es así. La realidad no está bien vista en Europa, no se ve.
Loro pensavano ci fosse una conoscenza anche più grande di quella che è la situazione della Colombia, in realtà vedono che non c'è questa conoscenza, ma i ragazzi sono molto interessati a capire un po' di più cosa succede appunto dall'altra parte dell'oceano e specialmente appunto da dove vengono loro, la Colombia. E presentiamo anche Damián, che è educatore all'interno della Fundación Creciendo Unidos. Buenas tardes, mi nombre es Damián Gómez, soy educador en la Fundación Creciendo Unidos, hago parte de esta organización desde los 12 años, también fui niño, joven, trabajador. Nuestro objetivo dentro de la organización es hacer una formación sociolaboral digna y también una formación en derechos para que los niños tengan voz y voto dentro del ente pubblico. Allora, Damián è appunto educatore di Fundación Creciendo Unidos, ma è stato appunto anche un ragazzo lavoratore da quando aveva 7 anni. Dai 12 anni è entrato a far parte dell'associazione e appunto adesso è educatore. Il suo compito principale è quello di rispondere alle necessità dei ragazzi anche di formazione, soprattutto quella socio-lavorativa, quindi facendo dei laboratori che possano permettere ai ragazzi di imparare anche una professione, un'attività che poi gli serve anche nella vita, e formazione anche dal punto di vista appunto dei diritti, delle possibilità che molto spesso non vengono date ai ragazzi. Para nosotros es muy importante que en Europa se nos hayan abierto estos espacios, no con la intención de generar lástima hacia Colombia, sino con el objetivo de crear conciencia de que no solamente es lo que muestra la televisión, que hay una realidad más allá y que hay asociaciones y fundaciones que luchamos por todos los niños, niñas y jóvenes en Colombia. Per lui sono molto importanti questi spazi di sensibilizzazione, di consapevolezza che vengono dati appunto in Europa, perché loro prima di venire qui a Treviso sono stati anche in Belgio e a Firenze, e proprio perché i ragazzi possano conoscere qual è la realtà che vivono loro, che vive varie persone anche in altre parti del mondo, e appunto che ci sono associazioni che lavorano per rispondere anche a queste necessità che i ragazzi vivono quotidianamente. Se chiedi ad entrambi di raccontare che cosa facevano, cioè quando loro stessi erano trabajadores. Bueno, entonces, el trabajo que ustedes hacían cuando vos, era trabajador de niño y después a vos también. Vale, cuando yo tenía 7 años, inicié en el mundo laboral junto con mi mamá, vendiendo frutas y verduras. Trabajaba desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la mañana. A mí el trabajo no me privó de ser niño, porque gracias al trabajo pude tener los juguetes para jugar y pude tener la educación que quizá el gobierno no me hubiese podido dar a mí y a mis 7 hermanos. Damián ha lavorato con la madre al mercato vendendo frutta e verdura. Lavorava dalle 3 del mattino fino a mezzogiorno, e quindi anche un orario impegnativo anche per noi adulti. Però dice: il lavoro non mi ha impedito di essere un ragazzo, perché ho potuto comunque giocare, ho potuto andare a scuola, anzi attraverso il lavoro io ho potuto comprarmi i giochi, ho potuto comprarmi le cose necessarie per andare a scuola, e quindi mi ritengo appunto anche fortunato di aver avuto la possibilità. También el trabajo me permitió pagar mi primer matrícula universitaria, porque empecé a ahorrar desde los 12 años para por fin a los 17 entrar a una universidad, puesto que en Colombia, al igual que en cualquier parte del mundo, ingresar a la universidad es costosa y las oportunidades son muy bajas. Lavorare mi ha permesso anche di mettere da parte i soldi per poter pagare la prima rata dell'università, quindi lui già da quando aveva 12 anni ha cominciato a mettere via una parte del guadagno che aveva per l'università, perché in questo lo Stato non risponde a questa necessità che lui già sentiva. Esatto. Y bueno, es importante también darle a entender a los jóvenes acá en Italia que tienen la posibilidad de que sus padres les colaboren mucho, ¿sí? A que ellos entiendan y valoren la educación que les dan, porque muchos niños y jóvenes en Colombia
no tenemos el fácil acceso a la educación, no tenemos toda la infraestructura que tienen ellos y aún así estamos motivados y luchando para tener una educación digna. È importante che i ragazzi qui in Italia, che magari sono più aiutati dai loro genitori o dalle situazioni che vivono, hanno un più facile accesso all'università, hanno infrastrutture migliori delle nostre, capiscano anche il valore dell'educazione e delle effettivamente opportunità che qui ci sono e che in Colombia, dove sono appunto loro, non tutti i ragazzi hanno e quindi che devono lottare ogni giorno per conquistarsi. Y sentiamo Camilo adesso tu trabajo que hacías. Cuando tenía 7 años tuve la necesidad de comenzar a trabajar y lo que hacía era que acompañaba a mi papá a trabajar en el campo los fines de semana, trabajando en los cultivos de caña de azúcar y de café. E anche Camilo ha cominciato da quando aveva 7 anni a lavorare, aiutando il padre nel campo, nella campagna, coltivando la canna da zucchero e il caffè. Y gracias a esto fue que pude conseguir mis cosas más necesarias, pues primero para estudiar, porque en Colombia la educación es pública, pero los costos que esta requiere no los cubre el gobierno, así que esos costos tuve que ganármelos yo mismo con mi trabajo. E grazie al lavoro che ho fatto appunto ho potuto comprarmi le cose di cui avevo bisogno per andare a scuola. L'educazione in Colombia è pubblica, è gratuita, però c'è l'obbligo di avere la divisa, ci sono da comprare i libri e quello la sua famiglia non poteva farlo e quindi lui attraverso il suo lavoro ha potuto appunto comprarsi queste cose necessarie per la scuola. Me levantaba a las 6 de la mañana y terminaba hasta las 4 de la tarde trabajando. Gracias al trabajo fue que pude conseguir muchas cosas, pero también el trabajo me enseñó a ser más honrado, más honesto y a ser una mejor persona. Y también me enseñó a valorar las pequeñas cosas que a través del esfuerzo se pueden conseguir. Lavorava già dalla mattina presto, varie ore, però appunto ha potuto con questo imparare ad essere una persona anche onesta, a dare valore alle cose, no? che si hanno e a crescere anche come persona. Voi qui siete per tutti e 2 i weekend? Noi per il primo weekend. Solo per questo, quindi oggi e domani. Sì. Siamo allo stand 46B, se qualcuno vuole. Sulla mappa 46B, cercate sì, esatto. il 46B. Se qualcuno vuole passare e più tardi avremo anche un momento per parlare insieme con Damiano e Camillo e per conoscere un po' di più anche rispetto alla fondazione dove loro appunto della operano quale fanno adesso. parte. E anche della situazione un po' più in generale della Colombia, che porta anche la fondazione ad attivare tanti progetti proprio per rispondere a queste necessità. Dopo dove hai detto Belgio, Firenze, qui a Treviso, le prossime tappe per loro? Rimangono a Treviso fino al 19 maggio. Fantastico, allora tutta la settimana. Grazie. Grazie a voi. Grazie allora Federico, Damian e Camillo, appoggiamo pure, altra breve pausa e poi siamo alla ultima ospite prima dei saluti. A tra poco.
Siamo verso la parte finale della nostra prima diretta dalla Fiera Quattro Passi, 13ª edizione, Generazioni in Viaggio. Allora, saltando da un argomento all'altro, ma del resto qui alla Fiera ci sono centinaia di espositori e un po' tutte le diversità e tutte le sfaccettature dell'essere abitanti di questo pianeta. Bambini lavoratori poco fa, adesso parliamo invece di tutt'altro. Ci trasferiamo a Piave di Sacco, da dove arriva Giorgio Maritano, benvenuto. Buonasera, grazie. Che è insieme alla madre, Gemma, sì, giusto, attivo nella produzione dell'alga spirulina. Sì, noi siamo un'azienda giovane, tutto sommato in questa produzione, perché abbiamo iniziato la nostra produzione 4 anni fa e l'anno scorso abbiamo cominciato, dopo diversi tentativi e le sperimentazioni, siamo riusciti a entrare nel mercato con un nostro prodotto. Quindi un prodotto totalmente made in Italy, un prodotto che è riuscito a darci delle soddisfazioni sia in termini di risposta da parte del pubblico, sapendo che comunque in Italia siamo ancora molto pochi, si contano sulla dita di una mano i produttori di spirulina e che abbiamo comunque a che fare con un'importazione che è molto forte e quindi dobbiamo comunque darci da fare per intanto far conoscere un prodotto di qualità, perché il prodotto italiano è un prodotto di qualità, soprattutto per i controlli che deve avere e soprattutto anche per il contatto diretto che si deve avere con il cliente finale, l'utente finale. Quindi per noi è molto importante comunque, più che conoscere il commerciante, conoscere il produttore, quindi noi ci mettiamo la faccia su quello che facciamo e soprattutto il nostro prodotto. Andiamo per ordine, Giorgio. Che cos'è l'alga spirulina? Dove si coltiva? Allora, come la dobbiamo immaginare? L'alga in mezzo al mare? In realtà la chiamano alga, ma è un cianobatterio, quindi praticamente è un'alga microscopica che cresce, vecchia di millenni, che cresce nei laghi spontaneamente, e quindi è un'alga di acqua dolce fondamentalmente, non di acqua salata, non contenendo quindi iodio, e che può per qualche persona creare dei problemi a livello di tiroide. E poi è un'alga fatta a forma di spirale, da che arriva il suo nome spirulina. Un'alga favolosa perché intanto è ricchissima di principi nutritivi, quasi il 70% del suo peso in proteine vegetali interamente assimilabili, quindi niente in natura, a parte la carne, riesce ad avere anzi addirittura superiore alla carne come in percentuale questa qualità. E poi è ricchissima di vitamina A, vitamina B, antiossidanti, poi è ricchissima anche di a zero grassi praticamente, quindi è un'alga che si presta benissimo per le diete, per dire, ma principalmente è conosciuta come energetico, come qualcosa che viene usata da che io usavo 20 anni fa quando facevo sport, come qualcosa che mi dava comunque energia per sostenere appunto l'attività sportiva, oppure qualcosa che mi potesse essere utile anche per chi studia, per chi fa un'attività intensa di lavoro, di stress, quindi qualcosa che è un ricostituente, soprattutto usato anche nelle terapie riabilitative, oppure anche qualcosa che innalza. Infatti sono molte persone che la usano come terapia per far fronte ai malanni stagionali, e quindi fa la sua cura perché innalza le nostre difese immunitarie. Come si assume? Direttamente trasformata in che forme? Oggi nel mercato ci sono diverse forme, la classica è quella in compresse o capsule che si voglia scegliere. In realtà c'è un'altra versione, che è quella che proponiamo noi, almeno in Italia. È una versione praticamente il 100%, perché noi la raccogliamo e si chiama a basse temperature, quindi sotto i 40 gradi di temperatura, per mantenere quelli che sono i suoi principi nutritivi, e poi la insacchettiamo, la imbustiamo, e quindi riusciamo a offrire un 100% di un prodotto senza avere l'ulteriore lavorazione della compressa o della capsula che sia, e avendo quindi un prodotto di qualità superiore. Diciamo che la qualità massima si può avere solamente con l'alga fresca, che è commestibile, si può mangiare, quindi con l'alga fresca, però è anche più complicato riuscire a gestirla, a trovarla. trovarla. Parlavi di dimensioni microscopiche, cioè si parla di qualche micron, quindi serve proprio il microscopio.
per riuscire a vederla. Infatti va vista, perché noi comunque dobbiamo controllarla, guardare come sta, e lei quando ci dà queste informazioni. Come si raccoglie una cosa microscopica? Si raccoglie come facevano, come si è sempre raccolta in realtà, quindi si raccoglie con dei setacci, con delle reti molto molto chiuse, molto strette, quindi si parla di micron anche qua, e queste reti riescono a diciamo, fermare l'alga, a lasciar passare l'acqua. Esatto. Infatti è un circuito chiuso, perché noi non abbiamo sprechi, non abbiamo il materiale di scarto, di risulta. Tutto quello che esce dalla raccolta ritorna nelle vasche, perché come dicevo è una raccolta fatta in acqua dolce, quindi in vasche chiuse, e quello invece che vogliamo tenere, cioè l'alga, la trasformiamo. Vasche che sono anche artificiali, hai parlato di laghi, cioè che nasce nei laghi di acqua dolce. Sono dei laghi naturali, che principalmente sono in Asia, in Africa e in Sud America. Principalmente però l'alga deve essere coltivata alle nostre latitudini in serre chiuse, però ha anche il vantaggio che queste alghe in serre chiuse, cioè, conteniamo quelle che sono le contaminanti. La spirulina, cosa che non molti sanno, è una microspugna fondamentalmente, quindi lei assume tutto nel bene e nel male quello che c'è dentro l'acqua. Quindi va da sé che se una vasca è aperta, come può essere naturale, qualsiasi cosa che finisca dentro lei lo assorbe, mentre noi, cercando di contenere al massimo quelle che sono le contaminanti, quindi quello che cade dal cielo piuttosto che quello che gli si riversa dentro, riusciamo ad avere un prodotto puro, o al massimo di quello che può essere la purezza, e quindi sicuro da questo punto di vista, perché la sicurezza secondo me è un argomento che deve essere sempre puntuale. Eh sì, perché poi alla fine questi prodotti vanno nel nostro corpo e vanno in circolo. Hai detto sulle dita di una mano in Italia, sì. Quindi voi Pieve di Sacco? Sì, poi ci sono degli altri produttori in Nord Italia, qualcuno al sud, e in realtà la domanda, che è soddisfatta diciamo per il 99% dall'importazione straniera, secondo me deve essere reindirizzata verso un prodotto italiano che è appunto sicuro, almeno questo siamo sicuri, e si può sicuramente dialogare col produttore per capire qualcosa di più di questo prodotto alimentare, di superfood. Voi commerciate direttamente e poi anche inserite i prodotti in altri circuiti? No, noi per adesso commerciamo direttamente, abbiamo dei punti vendita che un po' alla volta riusciamo a convincere, o comunque come distributori, per farci conoscere, però è un passaggio un po' diciamo che va educato, soprattutto anche il commerciante in questo caso. Sì, è anche conosciuto, come abbiamo cercato Esatto. di fare. Alghessere.it, Sì. tutto attaccato, alghessere.it, per ulteriori dettagli su questo prodotto che abbiamo imparato a conoscere, l'alga spirulina, insieme a Giorgio Maritan. Grazie per l'intervento. Grazie a voi. Allora, siamo quasi ai saluti. Domani ci ritroveremo sempre qui in diretta dall'auditorium, anzi dal foyer, perché l'auditorium è alle mie spalle, è uno dei luoghi che poi ospita alcuni dei tanti eventi di questa 13ª edizione della Fiera Quattro Passi, una fiera che prosegue fino a sera, in un pomeriggio che continua a essere pre-estivo, molto piacevole. Il programma dettagliato lo trovate anche su quattropassi.org. Segnalo nella giornata di domani, così potete organizzarvi alle 11. È interessante perché ormai ci siamo, manca un mese alle votazioni a Treviso, non c'è più, è stato eliminato, bene, allora non c'è più, non diciamo niente. Doveva esserci un incontro legato alle elezioni, ma non c'è più, c'è tutto il resto però della Fiera Quattro Passi. Ad esempio, ne cito alcuni andando proprio a caso tra i tanti laboratori e incontri. Come nasce l'alluminio? Bella domanda. In cosa si ricicla la plastica? Stand 32. Oppure le arrampicate sugli alberi dalle 10 alle 18 per tutta la giornata qui nel parco. Qui va fatta l'iscrizione presso l'Infopoint quando si entra, appunto nel padiglione 0 che abbiamo raccontato all'inizio. Poi c'è anche una parata di clown domani pomeriggio, ne abbiamo avuto qui uno prima, itinerante, domani pomeriggio alle 16. C'è un altro spettacolo circense domani nel tardo pomeriggio, ma anche spettacoli o eventi che sono o appunto nel parco o nei vari stand qui della fiera. Noi andiamo a chiudere dunque queste 2 ore di diretta quasi senza respiro, molto dense, molto
anche molto variegate per gli ospiti che abbiamo avuto, chi ha progettato e pensato il padiglione zero, il clown Federico Fede Scotch che ci ha parlato della sua attività, dall'Argentina, l'associazione Patapunfete, Giorgio Scatolini di Cuore Bio, Daniela Castiglione che ha fatto il Cammino di Santiago e il Baratto Pellegrino, Mimmo Cascio che sarà in concerto alle 19:30 nell'area spettacoli, Paola Viola dell'associazione Una Mano per un Sorriso e poi Nazper con Francesco Damene Camillo dalla Colombia e appunto poco fa Giorgio Maritan con la sua attività di produzione e commercializzazione dell'alga spirulina. Domani ci ritroviamo sempre in diretta su Radio Veneto 1 e in streaming su quattropassi.org. In ringraziamento alla parte tecnica e di Daici e a tutto lo staff che ha organizzato. Da Mirko Cavallini a voi tutti buona serata.